A27, l'autostrada A27, un'altra estate di code e cantieri. Togliere il pedaggio tra Belluno e Vittorio. La rabbia della provincia di Belluno e delle categorie economiche che affermano un errore programmare i lavori quando il mondo riparte. Stiamo leggendo dal Corriere delle Alpi e questa è la frase che viene citata in apertura del presidente della provincia Roberto Padrin. Mi rendo conto che i lavori di messa in sicurezza delle gallerie sono necessari, ma il disagio non è affatto secondario e dopo 3 anni di cantieri è proprio il caso che la società Autostrade consideri di sospendere il pedaggio almeno tra Belluno e Vittorio Veneto. Ecco, con questo titolo che riguarda, se volete, la ripresa, no, delle nostre attività normali in un momento in cui la pandemia sembra piano piano essere più controllabile, i vaccini avanzano, arriva la buona stagione, ecco, in un momento così delicato la notizia della chiusura della galleria di Vittorio Veneto, dell'autostrada con penalizzazione per tutta l'utenza, capite bene che provoca malumore. Già ieri abbiamo letto appunto questa notizia. I lavori d'altra parte sono necessari, però almeno, allora dice Padrin, dicono le categorie economiche, almeno non fateci pagare il pedaggio. Come vedete, adesso vi mostro il titolone del Corriere delle Alpi in apertura, in prima pagina, è proprio su questo tema. Amici della radio, come al solito ci diamo appuntamento poi su Facebook e su YouTube per vedere questa, anche su Instagram per vedere questa rassegna in video. Ci trovate anche l'intera rassegna, ormai la mettiamo su IGTV, sulla TV di Instagram, se volete. Bene, il titolone di apertura del Corriere delle Alpi di oggi, dicevamo, è galleria chiusa in A27, azzerate il pedaggio. E con questo abbiamo cominciato la rassegna stampa di oggi, che è giovedì 6 maggio, rassegna stampa di Radio Piave in Blu, condotta come sempre dai giornalisti dell'Amico del Popolo, e oggi sono ancora io a farvi compagnia. Dunque, gli enti e le associazioni che protestano per lo stop estivo, poi andiamo a leggere qualcosa di più dell'articolo che prima abbiamo iniziato, ma guardiamo gli altri temi. Vedrete, c'è molto spazio sul giornale sulla vicenda Italcomp, che vuol dire ACC. Allora, ieri, ricordate, abbiamo presentato le proteste dei sindacati, la preoccupazione, abbiamo dato spazio alla grande preoccupazione dei sindacati dopo che erano giunte affermazioni da parte del governo, il ministro Giorgetti e la vice ministro Todde, che negavano la promessa di inserire un emendamento nel decreto sostegni per trovare i soldi per la CC, in sostanza, no? Bene, oggi, ieri, a dire la verità, lo avete già letto su www.amicodelpopolo.it, sembra essersi riaperta un po' una speranza, però il problema è sempre quello di trovare dei soldi, di trovare degli alleati. Quindi Italcomp è questa nuova società che dovrebbe essere la società italiana dei compressori, Italcomp, che riunirebbe ACC e l'Embraco di Torino, cerca un partner, questo è il discorso. Giorgetti, che è il ministro leghista, dice soli non si parte. Per Italcomp non è ancora stato trovato un investitore, malgrado la ricerca continui, costante, anche se in modo discreto, anche perché senza partner privato non si farà la Newco, questa nuova società. Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti alla Camera, e questo è comunque un passo avanti, perché nell'ambito del Parlamento, cioè nell'ambito più alto delle istituzioni nazionali, è stato evidentemente discusso il tema, portato all'attenzione di tutta l'Italia, insomma, il tema della creazione pilotata dallo Stato, certo, di un polo italiano dei compressori che vedrebbe protagonista la nostra ACC, ma come sappiamo la situazione è in fase di stallo ormai lunghissimo per via di questo problema dei finanziamenti. Le banche non finanziano, questa Newco per ora non trova i soldi. Altri titoli da questa prima pagina del Corriere delle Alpi. Io mi devo scusare perché non ho ben capito perché, fatto sta che non siamo riusciti ancora a mettere a disposizione di questa rassegna il Gazzettino, colpa nostra, ripeto, anche ieri, quindi è un po' strano che la chiamiamo rassegna quando è rassegna dei titoli di un solo quotidiano. Perdonate, insomma, anche oggi va così, speriamo che domani si riesca a tornare a darvi
tutti e due i quotidiani a fare una vera rassegna stampa, non una mezza rassegna come questa. Tanta voglia di cinema, l'altro titolo, all'Italia, cioè Cinema Italia di Belluno, 1000 biglietti in una settimana. Capite che la notizia è positiva, anche perché è lo specchio, insomma, di una voglia di tornare anche a certe abitudini di prima. Ovviamente questa notizia non può che confortare i tanti che anche in provincia svolgono attività legate al mondo dello spettacolo. È una notizia che dà incoraggiamento, no? Perché fa sperare che si possa tornare a una situazione in cui certe pratiche, certe abitudini ricomincino ad essere frequentabili. Allora, possiamo anche andare a leggere qualcosa di questa vicenda nei giorni in cui si parla di DDL Zan, eccetera. Borgo Valbelluna, 2 mamme per un bimbo. Ricorderete la vicenda di quelle 2 donne che hanno un bambino e c'è stato il tentativo di registrarlo come figlio delle 2 mamme. Docce fredda in appello, dice il titolo. La Corte d'Appello ha detto no al riconoscimento della doppia maternità delle 2 mamme di Borgo Valbelluna. È un'indagine, è una vicenda complessa anche dal punto di vista giudiziario, che è lo specchio però di come va il mondo oggi. L'indagine, ricordate ieri sicuramente tutti la notizia terribile della morte di Elisa Girolametto, questa 19enne che purtroppo, mentre andava a fare il primo giorno di tirocinio in casa di riposo, studente di scienze infermieristiche a Feltre, è morta in un incidente stradale pazzesco alla mattina, all'alba. La morte di Elisa, sotto sequestro, la Fiat Punto andata a fuoco. Si cercano le cause dell'incidente e dell'incendio dell'auto che sono costate la vita a Elisa Girolametto, la 19enne, che studiava a Feltre, come dicevamo, con origini anche di Sovramonte, dove la ricordano, no? Allora, la foto centrale del Corriere delle Alpi di oggi è dedicata alla Serie D di calcio. Il titolo è questo: Cossalter dà speranza all'Union, pari di Belluno e San Giorgio. Una rete di Alex Cossalter regala 3 punti pesanti all'Union Feltre, che supera la Manzanese, doppio pareggio per le altre. Il Belluno rimonta l'Adriese con il gol di Band, 0-0 per il San Giorgio Sedico con il Montebelluna. E ci sono approfondimenti a iosa sul Corriere delle Alpi di oggi, pagine 32, 33, 34 e 35. Vediamo se riusciamo dopo ad arrivarci almeno a dare un'occhiata ai titoli e alle fotografie. Allora, l'altro tema che ci interessa e su cui sicuramente ci soffermiamo tra un attimo è quello delle vaccinazioni delle possibilità di vaccinazioni che vengono messe in campo in questi giorni. Belluno, dice il titolo, via ai vaccini per conviventi e caregiver dei più fragili, ovvero caregiver sono quelli che forniscono assistenza alle persone più fragili, che hanno diritto, a prescindere dall'età, di essere vaccinati. Il Veneto è in ritardo con i vaccini per chi è a stretto contatto con le persone fragili, dice il lancio in copertina. L'ULS 1 apre 500 posti per lunedì e martedì per queste categorie. Le adesioni, dice il Corriere, vanno a rilento. L'appello di Zaia per gli over 60, l'abbiamo già detto da un paio di giorni questa cosa, prenotatevi senza riserve, è l'appello di Luca Zaia, che torna a lanciare un appello ai 603.210 over 60 della regione del Veneto. Ci sono 600.000 persone che hanno più di 60 anni e, vista l'età, sono considerevolmente a rischio se dovessero prendere il virus. Fatelo in fretta prima che potete, è l'appello di Luca Zaia. Il corsivo firmato Camon, che poi rimanda a pagina 5, pone una questione davvero rilevante su cui bisognerà che torniamo su anche come amico del popolo. Il titolo è questo: per gli anziani la badante meglio di una RSA. Vi leggo solo questo inizio dell'articolo. La scelta tra ospizio e badante sarà sempre difficile. Quando la pandemia era al massimo si provava pena per i ricoverati negli ospizi, perché si contagiavano l'un l'altro e morivano a mucchi. Allora, non condivido questo modo personalmente di raccontare la cosa, perché mi sembra poco rispettosa per gli anziani, anche se dice quello che è stata la verità, e cioè la morte di tantissime persone in casa di riposo. Certo è
che i modelli di assistenza per le persone più avanti nell'età stanno via via cambiando, e il cambiamento è determinato anche dai fatti che accadono, da quel che succede. Pensiamo proprio alla pandemia, che di fatto ha messo in difficoltà molte case di riposo, sia per la gestione di queste persone più anziane, sia dal punto di vista economico, perché sono venuti a mancare molti soldi, e per delle rette con meno adesioni. L'assistenza in casa di riposo, dentro la casa di riposo, costa sempre di più. È vero, resta vero, mi raccomando, non dobbiamo mai dimenticarselo, che in tanti casi, in molti casi, l'assistenza protetta dentro una casa di riposo è l'unica soluzione. Non è possibile immaginare di risolvere tutti i casi assistendoli a domicilio. Quindi insomma la tematica è molto grossa anche in provincia di Belluno, dove abbiamo così tanti anziani. Regole da un pezzo: gli agricoltori sono sull'Aventino, sentite un po', noi contadini non contiamo più niente, le regole pensano più al turismo che all'allevamento. Questo era il virgolettato. E si sono dimessi in blocco i consiglieri della Commissione Agricoltura delle regole da un pezzo, contestando al vertice regoliero il disinteresse per il settore primario. Ora, questa è una questione che potrà sembrarvi marginale, non lo è assolutamente, né per Cortina ma neanche per tutta la provincia di Belluno, perché come insegna benissimo l'Alto Adige, non ci può essere turismo, se anche si vuole fare turismo, non ci può essere turismo senza una cura alta, importante del territorio, e la cura del territorio la si ottiene solo aiutando l'agricoltura, facendo in modo che l'agricoltura funzioni bene, e che provveda essa stessa con le proprie pratiche al mantenimento del territorio. I regolieri agricoltori di Cortina si sentono poco rappresentati, sentono di avere poco sostegno, il settore è comunque in crisi. Cortina, Livinallongo sono tra i pochi posti dove in provincia ancora c'è gente che apre stalle, lavora di questo e ha voglia di lavorare di questo, in controtendenza rispetto al mondo, che ormai cerca di evitare la puzza del letame, no? E invece dovremmo ricordarci che da lì veniamo, e senza quello, ripeto, non abbiamo, a parte che perdiamo l'approccio con la naturalità, ma perdiamo anche la manutenzione del territorio. Cioè sono professioni importantissime che dovremmo cercare di sostenere il più possibile. Ecco, a Cortina si presenta questo problema, che magari susciterà anche una riflessione più vasta. Allora, vi dicevo un attimo fa, l'appello di Zaia agli over 60, alle persone di più di 60 anni: prenotate i vaccini. Sono state somministrate intanto altre 41.688 dosi. Green Pass, il passaporto vaccinale. La regione attende di essere coinvolta dal governo per accorciare le tappe e per poterlo fare. Allora, sulla vicenda dei vaccini noi adesso non abbiamo troppo tempo di approfondire, però rispetto alle promesse fatte a livello nazionale dei 500.000 vaccini al giorno, seguendo l'esempio di alcune nazioni europee e non solo, che sono andate avanti con numeri addirittura più alti di questi, bene, l'Italia non ce la sta facendo neanche un po'. Siamo poco sopra le 400.000, che è tantissimo, ma diciamo che gli annunci roboanti che sono stati dati non corrispondono poi alla realtà. In provincia di Belluno, ma nella regione del Veneto, questo accade anche, lo dobbiamo dire, perché tanti sessantenni, adesso toccherebbe a loro, rifiutano il vaccino oppure lo rimandano. Se c'è la finestra che dice avete la possibilità da questo giorno a questo giorno, cercano di spostare le prenotazioni più verso la fine, rimangono gli slot iniziali vuoti, e così si perde l'opportunità di correre con le vaccinazioni, che, ripeto, per le persone che hanno sopra 60 anni sono particolarmente importanti, perché sappiamo essere comunque una categoria che è stata duramente colpita dalla pandemia, perché comunque è un'età, diciamo, che rappresenta una fetta considerevole, purtroppo, delle persone decedute, malate in modo grave. C'è il consigliere regionale del PD, Andrea Zanoni. Zaia vuole punire il dissenso. C'è stato il record di 173 querele in 7 mesi. Vabbè, questa è politica, ad ogni modo è giusto dare rilievo. Allora, qui volevo arrivare a pagina 3 del Corriere delle Alpi. Io vi consiglio davvero, lo faccio sempre, ma ve lo dico ancora di più oggi,
che stiamo stando solo sul Corriere delle Alpi, comprateli questi giornali, comprate anche l'Amico del Popolo, mi raccomando, il Gazzettino, sono i 3 nostri giornali bellunesi. Qui trovate tutti i dettagli, come vi stavo dicendo, sulle vaccinazioni, sulla nuova fase di vaccinazioni che si apre adesso, ed è una cosa molto importante. Vi dicevo, vaccini, si parte con i caregiver, cioè gli assistenti sostanzialmente, le persone che portano assistenza, con i caregiver dicevamo, e con i conviventi di persone fragili, sicché non solo chi convive con una persona fragile, chi ha in casa la persona anziana, malata, ma anche o anche non anziana, la persona giovane, magari con una patologia grave, soprattutto sul fronte delle difese immunitarie, chi ha le difese immunitarie basse rischia di più, quindi è molto importante che viva in un contesto in cui gli altri sono vaccinati. Bene, queste persone e quelli che comunque anche non vivendo insieme a queste persone ma portano assistenza a questo tipo di persone particolarmente fragili possono vaccinarsi adesso. L'ULSS ha organizzato sedute il 10 e l'11 maggio. Vuol dire nei prossimi giorni, ci si può prenotare, è importantissimo farlo senza perdere tempo. Vedete, vi dicevo, comprate il Corriere oggi, trovate questo foglio, lo sto mostrando amici della radio, poi se volete andate a vederci su Facebook, su YouTube o su Instagram e ci trovate anche lì. Vedete, la pagina 3 del Corriere delle Alpi è in parte ritagliabile, la si può ritagliare, il titolo del ritaglio è campagna di vaccinazione anti-Covid-19, autodichiarazione. E c'è un'autodichiarazione in cui si dichiara sotto la propria responsabilità, va compilata e portata con sé, di essere o conviventi di soggetto immunodepresso, ecco quello che vi dicevo prima, no? Molte persone per i farmaci che sono costretti ad assumere, per esempio i farmaci con cui si curano i tumori, molte persone hanno un sistema immunitario meno forte, meno pronto, queste persone sono più a rischio, per cui se si è conviventi di soggetti immunodepresso oppure conviventi o caregiver di soggetto disabile e si deve indicare il nome della persona, si può avere accesso alla vaccinazione. Allora andiamo a vedere, poi l'articolo è di Paola Dallanese, lo leggete, io non lo leggo qui, però ve lo presento e vi volevo leggere però quali sono le categorie ammesse a questo tipo di vaccino. Allora attenzione, sono considerati i conviventi, i caregiver di chi? Dei trapiantati di organi e di cellule staminali emopoietiche, cioè quelle che riguardano il sangue. Pazienti in lista, conviventi dunque di pazienti in lista d'attesa o trapiantati di organo solido. 2. Pazienti in attesa o sottoposti a trapianto di cellule staminali dopo i 3 mesi e fino a un anno. 3. Pazienti trapiantati di CSE dopo un anno, se in terapia immunosoppressiva, sempre il solito discorso. Seconda tipologia, persone con condizioni, il vaccino è riservato, è accessibile alle persone conviventi di pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive, nel caso di condizioni neurologiche di disabilità fisica, sensoriale, intellettiva e psichica. Poi patologia oncologica, cioè tumori. Il vaccino è possibile per i conviventi di pazienti oncologici e oncoematologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure, quando ancora c'è una situazione di vulnerabilità. Malattie autoimmuni, immunodeficienze primitive, conviventi di pazienti con grave compromissione polmonare o marcata immunodeficienza, pazienti con immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico. Ultimo, la disabilità. Familiari conviventi, caregiver che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto di disabili gravi ai sensi della legge, eccetera, eccetera. Quindi avete capito, vi ho letto quali sono le categorie che rendono accessibile, le categorie di malattia che rendono accessibile la vaccinazione per chi convive con queste persone malate oppure porta assistenza. Allora,
La festa in baita dell'altro giorno a Vodo di Cadore, sono stati trovati altri 2 positivi. Ci meravigliamo di questo? Assolutamente no. Sappiamo che è estremamente contagioso, già ne erano stati trovati l'altro giorno 4 o 5, non mi ricordo, 4, ecco, 4 positività, ne sono saltate fuori altre 2 perché è logico che sia così. Lo stiamo dicendo da mesi e mesi, questa cosa è estremamente contagiosa, eppure non la si vuole capire. Allora, andiamo avanti. Qui sarebbe da leggere l'articolo di pagina 5 che non approfondiamo. Flori, il direttore generale della sanità veneta, che dice: ci sono state 3 epidemie da Covid. Poi sentite il virgolettato: il boom di morti al nord è inspiegabile. È abbastanza terribile che il referente della sanità regionale dica che il boom di morti al nord è inspiegabile. Può darsi che cioè, voglio dire, ci sono delle ipotesi, abbiamo bisogno anche come cittadini di sentire che le autorità sanitarie, che hanno dei ruoli anche politici, ci dicano qualcosa di più se non, che non un'affermazione di questo genere, no? Allora, noi andiamo avanti. Con lo sfoglio di questo giornale, pagina 6, attenzione, tema che tornerà nelle prossime settimane. Dagli Stati Uniti, Biden, il presidente, annuncia la svolta, addio ai brevetti sui vaccini. Il presidente è per liberalizzare la produzione e il WTO, che è il commercio mondiale, momento storico, Italia, richiami dopo 42 giorni. Vabbè, il titolo insomma è un po' veloce, però avete capito questo tema, che è un tema che su cui l'Italia è molto sensibile soprattutto per l'azione, l'opera della nostra Ilaria Capua che lavora negli Stati Uniti, è un tema molto importante, quello di rendere libere la produzione liberandola dai brevetti, no? Allora, andiamo avanti, andiamo a cercare titoli più vicini a noi e troviamo dunque, eccola qua, troviamo la prima pagina di Belluno, pagina 15, dicevamo, non vi rilego, scusatemi, le frasi di Padrin che dice: se dovete chiudere, almeno considerate di non farci pagare il pedaggio. Reagisce così il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, alla notizia che Autostrade, così ripiloghiamo la questione, chiuderà per 20 settimane, dal 7 maggio, la canna sud della galleria Montebaldo di Vittorio Veneto, drenando una parte del traffico lungo la Lemagna o la Feltrina. Sulla Lemagna ci sono stati fatti dei miglioramenti, è stato aperto un grande tunnel che consente di evitare in buona parte il tappo costituito dalla città di Vittorio Veneto. Evidentemente si pensa di ricorrere anche a quel tratto di strada come alternativa all'autostrada nel periodo dei lavori. Questo dice almeno nei fine settimana. Verranno chiusi infatti gli ingressi autostradali di Fadalto e Vittorio Nord, quindi le persone che intendono entrare o uscire lì devono prendere la Lemagna. Considerato il prevedibile disagio per i bellunesi e i turisti in un delicato momento di ripartenza, aggiunge il presidente della provincia nostro, siamo certi che Autostrade ci informerà in modo che noi possiamo spiegare il tutto ai nostri concittadini. C'è un'ironia in questo. Autostrade vuol dire Padrin, non può fare queste cose senza darci delle spiegazioni valide che possano essere riportate ai cittadini. Com'è che si fa questo tipo di chiusura adesso, proprio mentre riparte l'Italia dopo l'epidemia e mentre riparte l'estate del turismo? Impossibile adesso fare una cosa del genere. Insieme alla provincia reagisce il mondo economico. Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio, si chiede, virgolette, se era indispensabile aprire il cantiere proprio nel pieno della stagione turistica dopo un anno di fermo. Via il pedaggio è l'indennizzo minimo che si può chiedere, e c'è il punto di domanda. Qui rischiamo che i possibili turisti se ne vadano da altre parti per evitare le code della domenica. I toni si accendono ancora di più con Laurent Berton, presidente di Confindustria Dolomiti. C'è il fortissimo rischio di una nuova estate di disagi. Chiedo alle istituzioni bellunesi di attivarsi immediatamente. Non possiamo ritrovarci nelle condizioni di giugno e luglio del 2020 perché purtroppo sono storie già viste. Vabbè, io vi lascio leggere tutte le varie prese di posizione. Capite che nel momento in cui stiamo sperando di ripartire con un po' di turismo, questa notizia, la notizia di code infinite sulla Lemagna che possano indurre gente ad andare altrove, non è una buona notizia, almeno non si paghi il pedaggio. La voce di Autostrade, sempre raccolta da Francesco Dal Mas: obiettivo sicurezza, c'è poco da fare, la calotta della galleria va consolidata, e su questo credo che nessuno
che nessuno abbia dubbi, no? Vedete queste immagini, amici della radio? Si tratta di persone che sfilano sulla strada e che sono sedute in mezzo alla strada creando un serpentone d'auto. Sapete chi sono? Sono i 200 operai dell'ACC. Hanno occupato la rotatoria a Borgo Valbelluna. Basta prese in giro, è in gioco la nostra vita. Su questo abbiamo detto tante volte, abbiamo detto anche in apertura. Andiamo a vedere quest'altra pagina 17, sempre su questo tema. Che fatica trovare il partner per Italcomp. Giorgetti, ci lavoriamo. Senza un partner non si parte. Questo spiega anche perché nel decreto sostegni non sia stato inserito l'emendamento, perché in realtà il governo ritiene che questa cosa possa stare su solo se c'è un ulteriore partner oltre ad ACC e all'ex Embraco di Torino. Capite che la situazione è grave, anche perché soldi per pagare gli stipendi non ce n'è più, e parliamo di 300 famiglie. Confronto con le regioni sui possibili investitori, iter ancora lungo per il DDL Sostegni, Aula, pubblicazione ed Europa. Ecco, l'iter è ancora lungo, questo in qualche modo ci dà tempo, ma capite che parliamo di una situazione grave che va risolta quanto prima. Allora, il sindaco di Borgo Valbelluna non sta tanto lì a girarci intorno, è rimasto deluso dall'operato del ministro e del viceministro e ora rivolge un appello. Il dossier si è affidato direttamente a Draghi, direttamente al Presidente del Consiglio, il primo cittadino, si dice esterrefatto per il cambio di idea romano. La politica ha fatto questo disastro, ora è chiamata a risolverlo. Durissimo, durissimo Stefano Cesa, sindaco di Borgo Valbelluna, contro il ministro Giorgetti e il vice ministro Todde, che sono stati i referenti politici a livello romano di questa vicenda, illudendo sull'ipotesi Italcomp, facendo convergere lì tutti gli sforzi. Poi adesso Italcomp fa così fatica a partire, no? Allora, c'è voglia di cinema, saltiamo perché ormai il tempo stringe e andiamo avanti. Feltre, l'apertura è così, progettazione in corso, migliora l'antisismica dell'asilo di Villabruna. Avete visto già ieri sull'Amico del Popolo queste notizie. Il cross della ripartenza segna la ripresa dello sport targato centro sportivo, anche questa l'avete già vista sull'Amico del Popolo, www.amicodelpopolo.it. Elisa, la procura sequestra la Fiat Punto, la povera infermiera, aspirante infermiera, primo anno di scienze infermieristiche a Feltre, morta nella sua auto l'altro ieri. Alleanza a 3 per il salvataggio della zona umida di Col d'Artent. Unifarco, Comune e Gruppo Natura dei Lentiai firmano il patto. La presenza del narciso verrà sottoposta a monitoraggio. Allora andiamo avanti per cercare vabbè, qui ci sarebbe ma ormai non abbiamo più tempo, ci sarebbe il tema, vi dicevo, delle due mamme e vi leggo solo il primo paragrafo. La Corte d'Appello di Venezia ha detto no alle due mamme di Borgo Valbelluna dopo la doccia fredda del 28 gennaio, quando il Tribunale di Belluno ha accolto il ricorso della Procura della Repubblica. Ieri è arrivata un'altra delusione per la coppia di donne assistite dall'avvocato Maurizio Paniz. Stavolta però l'esito era considerato scontato, anche se la decisione della sezione civile di Venezia è arrivata molto prima del previsto. La vicenda risale al 2018, qui viene ricostruito, quando le due donne, in coppia stabile ormai da anni, decidono di ricorrere all'inseminazione artificiale per avere un figlio e di unirsi civilmente. L'unione risale all'aprile di quell'anno, il bimbo nasce a fine maggio. L'8 giugno il sindaco di Borgo Valbelluna, lo stesso Stefano Cesa di cui abbiamo parlato prima per la CC, iscrive il bambino all'anagrafe. È stato anche battezzato qui a Belluno il bambino, indicando entrambe le donne come genitori del piccolo. Nonostante la legge sulle unioni civili sia ormai realtà, il legislatore non si è mai espresso sulla possibilità che un bambino possa avere due genitori dello stesso sesso, e la prefettura di Belluno segnala il caso alla procura affinché si mobiliti contro l'atto del sindaco di Borgo Valbelluna, Stefano Cesa. Inizialmente il Tribunale di Belluno si riserva, ma il 28 gennaio di quest'anno arriva la sentenza di primo grado che dà ragione alla procura, quindi dicendo che non si può iscrivere all'anagrafe
un bambino figlio di 2 mamme. Per le mamme è un colpo duro, eccetera, eccetera. Ecco, questa è la vicenda, ripeto, come dicevo prima, figlia questa vicenda di questi tempi moderni in cui si sta cercando di sviscerare un po' queste questioni nuove, no? Sull'omosessualità, sul diritto comunque ad avere dei figli, a chi vadano attribuiti, in che modo. Il diritto è molto coinvolto inevitabilmente da queste tematiche. Dunque, pagina 28, e concludo col titolo, non abbiamo tempo di leggervi di più che il titolo, sulla vicenda degli agricoltori di cui si diceva prima all'inizio. Cortina, non contiamo più nulla, gli agricoltori si dimettono, l'intera commissione del settore getta la spugna, si pensa solo al turismo. Il presidente delle regole, Lancedelli, replica: è più facile andare via che risolvere i problemi, e questo è notoriamente un tema su cui dovremmo riflettere, anche su quello del ritirarsi in Aventino, no? Basta, concludo qui. Io vi ringrazio per l'ascolto, per la vostra attenzione, metteteci un like, condividete, buona giornata a tutti, ciao!